tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Come ormai sapete, questo salotto nasce come spazio di dialogo e confronto, dove ogni ospite è libero di raccontare la propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Questo spazio nasce anche in modalità totalmente sostenibile ed ecologica, come potete vedere anche dalla foto, e ovviamente non mi dimentico mai di voi, dei brasiliani che ci stanno guardando diretamente in streaming. Saudações a todos os brasileiros per esta noite maravilhosa. Un beijo para todos vocês. Partiamo con la presentazione degli ospiti perché il tempo è veramente poco. Con noi la dottoressa Silvia Barovier, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo con noi Flavio Pallaro, maestro di ballo della scuola di Urban Country Dance, giusto detto? Buonasera. Buonasera. Perfetto. Grazie anche a lei, Sir Flavio, di essere qui con noi. Poi con noi Giorgio Cester, progettista 3D e fondatore di Cester Makers, che supporta le imprese nello sviluppo di soluzioni innovative per la produzione. Buonasera. È venuto anche a trovarci nuovamente Massimo Careddu, scrittore, però investe questa volta preparatore atletico, per approfondire insieme un altro tema importante legato al benessere e allo sport. Buonasera a tutti. Ovviamente dopo vedremo i ballerini della scuola del Urban Country Dance, non vedo l'ora di vederli ballare, perché vi devo proprio dire la verità, è la mia prima volta che li vedo proprio ballare qui dal vivo, quindi sarà uno spettacolo. Pronti per cominciare? La prima domanda la faccio alla dottoressa Barovier. Partiamo un po' dal suo percorso, no, dottoressa? Sì. Dopo anni di esperienza in ospedale, che ho letto un po' la sua storia, Sì. ha scelto di dedicarsi alla medicina integrata. Cosa l'ha spinta verso questo approccio? La medicina integrata è un mezzo, un'opportunità per aiutare le persone a 360 gradi, quindi non concentrandosi solo sul sintomo e sulla situazione contingente, ma avendo un approccio più, tra virgolette, olistico, che è una parola un po' inflazionata. In realtà intende proprio la considerazione della persona nella sua totalità e nel suo insieme di corpo e mente, che devono lavorare necessariamente insieme. Quindi l'approccio integrato di medicina integrata accoglie tutti questi aspetti, quindi ci sono diverse tecniche che possono essere messe insieme per dare il massimo aiuto alle persone e andando anche alla causa che ha portato alla patologia, e quindi andare proprio alla radice del problema e non risolvendo solo un sintomo o una manifestazione contingente. E in cosa si differenzia all'approccio che conosciamo normalmente rispetto all'approccio che conosciamo normalmente noi, no, da questa medicina? Allora, l'approccio attuale è un approccio reattivo. La medicina attuale purtroppo è ancora una medicina reattiva e in realtà è importante sì risolvere il problema che si può presentare, ma meglio ancora poterlo anticipare. Infatti da quando ho iniziato il mio percorso di libera professione mi sono dedicata sempre di più alla medicina preventiva, quindi medicina funzionale, che ha l'obiettivo di individuare precocemente le eventuali alterazioni metaboliche, cliniche, che magari non sono ancora manifeste a livello di esami diagnostici tradizionali, come una radiografia, una risonanza o i classici esami ematochimici di routine, per individuare le traiettorie di rischio di sviluppare malattie. Per cui io sono partita dal fatto di essere un medico riabilitatore che mi occupavo di riportare la funzionalità della persona dopo un intervento chirurgico, un infortunio o un ictus, una patologia neurologica, a anticipare l'insorgenza di eventuali cause di disabilità. E quando ha capito che questo sarebbe, avrebbe fatto parte del suo mondo? Quando ha deciso di aiutare tante altre persone, no? L'ho capito perché proprio occupandomi di riabilitazione mi sono accorta che le persone che avevano un miglior recupero, più veloce
e più efficace erano quelle che avevano avuto uno stile di vita, pur magari anche inconsapevolmente, uno stile di vita attivo, sano, e che li aveva portate a mantenersi efficienti nonostante magari l'infortunio o la necessità di effettuare un intervento chirurgico. Ma le loro abitudini che avevano portato avanti nella loro vita precedente li avevano portati a recuperare molto più in fretta e ritornare molto più in fretta alla vita di tutti i giorni. Per cui mi sono posta questa domanda: ma se riuscissi ad aiutare le persone a condividere un certo stile di vita e a lavorare proprio sulle loro abitudini per evitare che si ammalino, allora questa è stata la mia filosofia, certo. E il mio approccio che mi ha portato qui. Poi ci spiegherà anche, perché so che i metodi che utilizza moltissimo sono l'ossigeno ozonoterapia e l'agopuntura. Sì. Dopo ci spiegherà comunque. Assolutamente, certo. Passiamo appunto la parola a Flavio Pallaro, maestro di ballo della scuola di Urban Country Dance. Intanto è un piacere averla qui con noi. In veste proprio da cowboy, bellissimo. Come nasce intanto la sua passione per il country, no? La mia passione nasce principalmente per il ballo country, per il ballo, musica e ballare. Nasco, diciamo, dopo aver provato tutta una serie di balli in giro, magari anche nelle sale, ho scoperto che l'unico che veramente mi dava tanto era la musica country e il ballo country, perché musica e ritmo molto allegri e sono tanti balli e un po', diciamo, dal facile all'impegnativo, ecco, c'è un punto abbastanza che mi dava sempre adrenalina e mi dava sempre la voglia di continuare e ripartire e andare avanti. Nasco per questo qua, quindi quasi 22 anni fa, quindi la cosa è partita molto presto e avevo 28 anni, 29, quindi la voglia, l'adrenalina era tanta, la voglia di ballare era tanta e lo spazio l'abbiamo trovato e ci siamo poi ormai diffusi abbastanza in tutta Italia e quindi il country non è più una nicchia, ecco. E cosa l'ha colpito di questo mondo rispetto ad altri balli? Allora, intanto una famiglia che mi porta veramente a sentirmi a casa, tanta gente che comunque ti aiuta, tanta gente sorridente che comunque è sempre dentro e ti dà e ti aiuta nel pezzo. Magari non ti ricordi il ballo, non ti ricordi il passo, sono i primi a darti una mano, aiuto e ti danno una mano. Sì. E poi c'è proprio un carisma e una festività che su altri balli, per carità, non dico niente, però il country è quello che mi dà proprio sfogo e gioia quando ci vado a ballare, insomma. Lei ha preso questa passione magari da qualche familiare o fin da piccolino? Quando è partita proprio? Ma io, a me è sempre piaciuto lo stile del cowboy, ecco, l'abbigliamento, cappelli, camicia, stivali, cintura, c'ho sempre avuto questa fissa, già da quando avevo 14 anni avevo la cravatina spagnola che me ne andavo a scuola e dicevo ma dove cavolo, perché insomma non è una cosa proprio vista. E poi col tempo sono entrato in questo affare, questa musica che mi prendeva sempre di più, sempre nuova, dove che racchiude tanti stili, dal rock, dal pop, dal funk, un po' tutto, e mi è partito proprio ho trovato il mio mondo. Diciamo che è bellissimo anche quando la persona tende a essere diversa dalle altre, la diversità, e questo ha preso veramente spunto perché lei voleva essere diverso, no? E quindi ha fatto, secondo me, un bel lavoro, perché ha visto da cowboy. Infatti appena l'ho vista mi ha fatto pensare, quando magari ero piccolina in Brasile, c'è proprio questa città che si chiama Barretos, dove ci sono tutti i cowboy, no? Io mi ricordo, ero proprio piccola, avevo circa 5 anni.
E quindi mi ricordo proprio i ballerini che ballavano, e quindi è un ballo proprio che ti mette carisma, come dice lei, felicità, allegria. Chissà, magari mi vengo a ballare con voi dopo. Beh, cerchiamo sempre persone nuove noi. E poi è un ballo che contagia, secondo me, alle feste, alle sagre, ballando da singoli, quindi essendo in gruppo la gente si attacca, ci prova i passi, poi ci cerca un attimo di inserirsi nel gruppo, è bello anche quello, insomma. E come funziona solitamente un suo corso, no? Un mio corso? Beh, funziona così, sì. Allora, ormai la prevalenza è proprio la line dance. Poi ci sono i balli di coppia e i balli di coppia tipo figurati, che potrebbero essere magari tipo liscio, latinoamericano insieme. Sono generi, c'è tanto nel country, quindi c'è proprio tanto da imparare. Però si parte sempre dalle basi, quindi cose molto lente, e poi col tempo si impara. E i corsi iniziano tipo da una line dance veramente facile, che può magari inserirsi tante persone, anche alle sagre così, e fino a poi arrivare a un secondo, un terzo livello. Poi si varia molto sugli stili, perché allora, se voi immaginate il cowboy, c'è lo stile del cowboy, quello che salta, che steppa, che sbatte il tacco, che fa tutto quello che la gente si immagina. C'è nel country, quindi l'America è qui, ecco, vogliamo dircela, quindi un piccolo posto in Italia dove possiamo ballare a modo di... E dopo comunque la vedremo ballare. Sì. Ok, non vedo l'ora. Passiamo la parola appunto a Giorgio Cester, progettista 3D e fondatore di Chester Makers, che, come vi stavo dicendo prima, supporta le imprese nello sviluppo di soluzioni innovative per la produzione, no? Allora, io so, signor Giorgio, che lei ha iniziato a lavorare in officina, no? Fino a diventare responsabile di produzione. E come è nato il suo percorso professionale? Allora, diciamo, il punto di svolta, diciamo, il momento nel quale ho aperto Partita IVA è stata la nascita di mia figlia. E quindi è stato il momento della mia vita dove mi sono reso conto che avevo la necessità e il bisogno di gestire il mio tempo e di essere padrone del mio tempo e delle mie capacità. Per fare ciò ho sfruttato ovviamente le conoscenze che avevo acquisito sul campo, quindi come hai già introdotto tu, io ho iniziato dall'officina, quindi dall'operaio semplice a bordo macchina o comunque all'interno degli uffici tecnici come semplice disegnatore, fino man mano che passava il tempo salire, prendere sempre più responsabilità, e sia di persone che di macchinari, e quindi fino ad arrivare a, diciamo, tirare le linee guida della produzione, o comunque fissare quelle che erano le metodologie o comunque i flussi di lavoro che dovevano essere rispettati all'interno dell'azienda. So che appunto nel 2023 ha fondato Chester Makers, no? Chester Makers, ok. E di cosa si occupa esattamente questa realtà, si può Ad oggi io svolgo la mansione dell'Innovation Manager, ovvero il mio compito quando entro all'interno di un'azienda è cercare di liberare la risorsa che per un'azienda, a mio avviso, è la più preziosa di tutte, ovvero il tempo. Cercare di automatizzare processi che sono ripetitivi, cercare di ottimizzare e armonizzare le persone e i flussi di lavoro affinché questi siano a portata di quell'azienda e a portata delle persone che compongono quell'azienda. Quindi cerco di riportare nelle aziende quello che io ho creato per la mia attività, ovvero il tempo, di poterci gestire la propria vita privata, di poter gestire la propria attività nella tranquillità più assoluta. No? E qual è il problema più comune che le aziende tendono a sbagliare in questo periodo, in questo momento, da quando lei ha capito che ha iniziato il suo percorso? Tendenzialmente c'è sempre una logica insita in ogni imprenditore, che molto probabilmente è anche una reminiscenza del modello lavorativo che anche i nostri genitori e anche le generazioni precedenti ci hanno tramandato, che lavorare tanto porta sicuramente
tanto. La verità è che vedo ogni giorno imprenditori che sono sfiniti o annegati letteralmente nella loro attività, senza riuscire a tirar fuori quello che veramente meriterebbero. E allora a quel punto la domanda è meglio lavorare tanto o lavorare, diciamo, in maniera furba? Cioè cercarsi, semplificando il lavoro, ma anche capendo in cosa è che sono più bravo a fare, in cos'è che ho riesco ad ottenere un migliore margine lavorativo, professionale, dov'è che riesco a dare il meglio. E allora a quel punto si vanno ad automatizzare tutti quei processi che in realtà non danno un valore aggiunto, lasciando spazio all'imprenditore per poter gestire con la propria mentalità e la propria intelligenza quei processi che veramente meritano il suo tempo. E lei appunto farebbe il resto dando una mano. Esatto, io creo quegli orchestratori digitali anche tramite intelligenza artificiale che vanno a eseguire il lavoro brutto. Ok, grazie mille Giorgio per averci fatto questa intervista. È veramente anche una cosa che ci portiamo anche nel cuore, perché è partito appunto da zero, che è nata la bimba, e quindi è bello perché semplifica la vita di tantissimi imprenditori. Giustamente, come ha detto lei, lavorare più ore al giorno a volte non serve, perché non viviamo, diciamo così, prendiamo un plurale, no? In modo concreto. Passiamo la parola a Massimo Careddo, come avevo detto, scrittore. L'ultima volta è venuto a parlarci del suo libro Bullizzati, poi ad essere bullizzati, giusto? Sì, silenzio fa più rumore, da bullizzati a aiutare i bullizzati. Perfetto, che infatti ho dato anche una letta, è un libro che veramente consiglio di cuore perché aiuta tantissimi bambini soprattutto, non solo, anche adulti. Adesso però questa volta è in veste di preparatore atletico e si vede, si vede dal fisico. Ti faccio appunto i miei complimenti perché per chi non sa sei cambiata da così a così, no? Hai fatto una trasformazione incredibile. Partiamo un po' dall'inizio, vogliamo un po' raccontare per chi non ti conosce come è iniziato un po' la tua storia, la tua trasformazione fisica, anche perché è nata da un periodo davvero difficile per te, no? Prego. Come avevo spiegato l'altra volta, quando sono venuto qua per il libro, la mia trasformazione è nata quando paradossalmente ho avuto un periodo buio della mia vita. Brutto incidente, sono stato alletato per 3 anni e questi 3 anni hanno portato sì a pesare 117 kg. Questi 117 kg all'età di 12 anni mi avevano escluso dalla società. Escludendomi dalla società ho cercato dentro di me le forze per poter riprendere in mano la mia vita, no? E avendo perso quella fiducia che avevo nelle persone, che cosa ho deciso di fare? Assimilare tutte le dottrine possibili e immaginarie, sia sul campo della nutrizione che dello sport, per riprendermi la mano, cioè per prendermi di nuovo per mano e risalire quella cima che tutti abbiamo bisogno di risalire per toglierci quel peso, no? Certo. Della società. E da lì è iniziato il mio percorso. In un anno da 117 kg sono arrivato a pesare 65 kg, ho iniziato, avevo 12 anni, da lì ho iniziato a seguire le prime persone già a 13 anni e lì ho capito che quella sarebbe stata la mia strada. C'è stato, diciamola così, un idolo che ti ha fatto credere più in te stesso in quel momento? No, c'è stato più che altro la voglia di ripagare la mia coscienza, la mia anima, no? Che tutti i giorni io mi facevo del male e quindi ho detto: chi è che oggi posso levare Massimo? Massimo, se io non credo in me stesso, gli altri possono credere in te quanto vuoi, ma nessuno ti darà mai quella forza giusta e quella grinta di poterti rialzare. E quindi paradossalmente il mio idolo all'età di 12 anni era proprio la mia voglia di ripagare la mia anima. Oggi il mio idolo è mio figlio. Sì, mi ricordo, infatti hai parlato tantissimo nel libro, è una cosa stupenda perché ti dà la forza, no? Di credere ancora di più nei prossimi obiettivi. E parliamo un po' anche quanto è importante ad oggi la preparazione atletica per le persone che iniziano, dopo si fermano e dopo iniziano e dopo ogni volta si buttano giù. Cioè, quanto è importante per te, soprattutto per avere una continuazione, no? Allora, la preparazione atletica, sia paradossalmente sia quella fisica che quella alimentare, è fondamentale, ma sia che uno voglia diventare un professionista, quindi un atleta,
che vuole diventare un preparatore atletico, ma è importante per qualsiasi persona. Quindi dalla classica persona che fa la casalinga all'imprenditore, perché solo quando noi siamo lucidi mentalmente e fisicamente possiamo essere padroni delle nostre azioni. Qualora noi abbiamo degli scompensi, queste azioni vengono a perdersi, perché se il mio fattore stress è altissimo, che cosa succede? La parte del mio cervello, quella razionale, viene spenta da un fattore dello stress e quindi paradossalmente funziona solo la parte intuitiva. Quindi sarò una persona che non riesce a capire il percorso che devo fare, qualora sono un imprenditore, come gestire del personale, perché la mia parte razionale viene meno. E quindi oggi che cosa faccio? Cerco di prendere anche imprenditori e manager, supportarli e fargli aumentare questa soglia che è il fattore stress e usarla come leva di vantaggio per la loro leadership. Che lo stress noi non lo possiamo eliminare del tutto. Okay. E in più lo stress è nato per essere un qualcosa di evolutivo per noi come uomo. Certo. Se noi ci mettiamo degli stressor, riusciamo ad essere evolutivi. Questo fattore stressor però non deve essere sopra la soglia, perché sennò, come dicevo prima, viene a mancare quella parte razionale dell'uomo. E quindi io cerco di creare quella resilienza, venendo da corpi speciali e da un passato, come abbiamo detto, da Bulizzatti, certo, per usarlo proprio come fonte di energia per migliorarsi. E per chi magari non ha tempo di allenarsi, purtroppo perché magari lavora più ore al giorno, che alimentazione magari consigli? Cosa consigli di fare? Più che l'alimentazione, io parto dal presupposto che chi dice che non ha tempo, paradossalmente si sta togliendo del tempo. Tutti noi abbiamo del tempo. E chi ci può curare se non noi? Io prendo un esempio, un imprenditore, un manager che oggi mi dice: guarda, sono talmente fuso da orari stratosferici tutto quanto che non riesco ad avere la mezz'ora per me. Ma se tu non ti prendi cura di te stesso, non ti prendi un'ora per te, come se dovessi andare dal tuo medico, quanto sei produttivo per la tua azienda? Che cosa dai alla tua azienda? Il tuo valore nell'azienda quanto è? 100 e 30? È 30, perché paradossalmente tu sei sotto stress. Se tu, paradossalmente, io dico sempre, prenditi l'agenda, apri l'agenda, 3 volte a settimana ricavati un'ora per te, come se dovessi andare dal medico. Quell'ora può essere: mi faccio una camminata per abbassare lo stress, posso leggere un libro, posso andare all'aria aperta. L'importante è che quell'ora ti faccia rientrare su una tua zona dove tu riesci a riequilibrare la tua mente. Quindi tutti noi l'abbiamo. Sta solamente cercare di dire: ok, se io oggi non mi prendo un'ora per me e non me la prendo oggi, domani mattina rischio di prendermi 3-4 ore tutti i giorni, perché nascono delle patologie. Sì, assolutamente. Va bene, grazie per la prima tranche a tutti gli ospiti. Ora è arrivato il momento del maestro Flavio, okay, che adesso andrà a prepararci. Intanto mando in pubblicità, voi rimanete ancora lì che tra un po' tocca proprio a loro, alla scuola Urban Country Dance. A tra poco.